In Siria centinaia di migliaia di persone in fuga per l'avanzata delle forze del regime che stanno schiacciando i ribelli nella zona sud-ovest del paese. E allora, siccome le frontiere di Giordania e Israele sono chiuse, i profughi sono intrappolati, l'esercito israeliano ha portato aiuti. Il nostro inviato, l'inviato della RAI, Carlo Paris, è andato a vedere. Nelle alture del Golan, nella zona sotto il controllo israeliano. Siamo a poche decine di metri dal confine con la Siria e queste che vedete alle mie spalle sono le tende, un'autentica tendopoli che è stata creata in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Sono i profughi che fuggono dalla guerra che è molto vicina. Da qui si possono sentire anche gli spari di mortai e di bombardamenti. L'esercito governativo siriano di Assad sta cercando di scacciare i ribelli. Grazie alla telecamera montata su un drone riusciamo a superare la frontiera, entrare in Siria e a mostrarvi questo campo profughi allestito nelle ultime ore. Gente in fuga dalla guerra che ha portato con sé quel poco che ha potuto. Israele e Giordania non li fanno entrare, così rimangono intrappolati. Per ora gli unici aiuti arrivano proprio da Israele, che invia a questa povera gente alimenti, medicinali, vestiti. Il prezzo che stanno pagando è devastante, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Anche Russia e Stati Uniti chiedono il cessate il fuoco nella zona cuscinetto per evitare che questi profughi, sono almeno 160.000, dopo essere fuggiti dalle loro case, vengano colpiti anche nelle tendopoli. Ma finora i tentativi di arrivare ad una tregua sono falliti ed i combattimenti proseguono. Ora torniamo